Eccoci qui in piazza Vittorio Emanuele II, dove la Regione insieme alla Clinica di Malattie Infettive di Verona ha avviato l'iniziativa tamponi per le fasce più giovani della popolazione di Rovigo e per intercettare eventuali positivi con tamponi rapidi. La professoressa Evelina Tacconelli, direttore della Clinica di Malattie Infettive, coordina questa iniziativa insieme alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e al Comune di Rovigo. Vediamo che insieme ai giovani si sono presentati tanti anziani, c'è abbastanza coda, vediamo qui nell'angolo della piazza delle persone in attesa. Sono giovani ma sono anche tanti anziani che già dalle prime ore del pomeriggio alle 3:30 hanno deciso di venire a fare il test per eventualmente individuare la positività. Buongiorno signora, possiamo chiedere, lei è una giovane sotto i 35 anni, possiamo chiedere come mai ha deciso di fare il tampone? Per chi sto... Per la Voce di Rovigo. Ho deciso di fare il tampone per essere sicura di non essere una positiva asintomatica. Grazie. Giovani. Possiamo chiedere come sta andando? C'è gente? Mi sembra che stia andando abbastanza bene. Abbiamo avuto una bella coda anche fino a 5 minuti fa che hanno iniziato. Non so la quota, però vedo che c'è una bella affluenza. C'è affluenza? Tanti giovani. Vediamo anche gli anziani. In realtà il target deciso era quello dei più giovani, però La dottoressa ci ha detto quello che viene. in fondo siamo qui per... Non siamo nessuno per dire di no, ecco. Esatto. Grazie mille. Ecco una signora che sta in attesa. Da questa parte... Sono quelli che hanno già fatto e aspettano l'esito. Ah, ecco, loro aspettano l'esito. Grazie. Sceglievi che c'è poca gente, c'è poca gente. Qualcuno chiama anche i parenti per venire, c'è poca fila effettivamente, però ci assicurano che c'è molta adesione rispetto insomma alla media, perché questa iniziativa è partita dalla Regione Veneto e ha fatto il giro di tutte le piazze del Veneto, della provincia del Veneto. Rovigo è l'ultima tappa. Ci sono anche giovani che evidentemente non sono interessati e passano per fare altro. D'altra parte questo è l'ultimo sabato di aperture dei bar e dei locali, quindi molti ragazzi sono a fare lo spritz. Scusa, ti possiamo chiedere, tu sei un ragazzo di quanti anni? 30 anni. 30 anni, hai deciso di fare il tampone per quale motivo? Per prevenzione, insomma, per essere sicuro di non avere Il Covid? sì. Sei comunque, non hai sintomi, non hai febbre, No, niente? L'ho fatto giusto appunto per prevenzione. E in genere tu sei attento o Sì. sei molto attento, scrupoloso con l'igiene? Sì, ultimamente ho tolto tante cose che prima facevo appunto per la salute. Sei preoccupato per questa ondata Un pochino sì. di Anche contagi? perché adesso sono diventato papà da 5 mesi, quindi Auguri. Grazie, sto comunque un po' più attento. Grazie mille. Grazie a lei. Ciao, ti posso chiedere come mai hai aderito a questa campagna, hai fatto il tampone? Stasera devo andare a trovare i miei, sapevo che c'era il tampone qua a Rovigo e allora per essere sicuro di non contagiarli sono andato a farmi il tampone. Ah, perché i tuoi genitori non vivi con loro? No.
E cosa ne pensi del fatto che appunto Malattie Infettive venga qui in piazza a fare i tamponi? Beh, è una bella iniziativa. Io comunque ho fatto tanta strada per venire qua, però Da dove vieni? Collegio nei Camerini. Ah, ok. Quindi l'hai fatta apposta dal Basso Polesine per fare... Sei venuta apposta per fare il tampone? Ok, grazie. Ecco, anche la polizia locale, la protezione civile che ha coordinato anche per la logistica. Nella piazza comunque tanti che invece di magari sottoporsi al tampone preferiscono stare al bar e godersi l'ultimo sabato di semi-libertà. Professoressa, posso farle una domanda per la voce di Rovigo? La professoressa Tacconelli, direttore delle malattie infettive della clinica delle malattie infettive di Verona. Le volevo chiedere come sta andando, se si aspettava magari più gente, se invece è andata bene. Sta andando molto bene, soprattutto perché sono venuti veramente tanti ragazzi. Sono venuti tanti ragazzi? Devo dire, adesso i primi 35 minuti erano veramente ragazzi molto giovani e questo credo sia un bel segno per la città. Quindi adesso vediamo man mano come va, però è anche vero che non mi aspettavo un numero enorme di persone, però devo dire sono venuti molti giovani. Voi come infettivologi siete preoccupati per questa variante? Devo dire noi come infettivologi siamo preoccupati per il Covid, devo dire che poi la variante non mi ha preoccupato di più, perché continuo a essere convinta che se le persone osservano tutte le misure per la prevenzione, più i vaccini che arrivano, più nuove terapie che abbiamo, non siamo più ad aprile dell'anno scorso. Quindi vorrei solo che si mantenesse alta l'attenzione nei rapporti interpersonali. E secondo lei, adesso anche da quello che ha visto in piazza Rovigo, c'è attenzione tra i bar? Piacevolmente colpita, perché almeno quello che ho potuto vedere in questo poco tempo che sono stata qui mi sembra che ci sia una buona attenzione e come in altre piazze tra i giovani forse un po' meno. E secondo lei come mai questa impennata di contagi e la zona arancione che è imminente? Perché abbiamo abbassato la guardia, perché se lei andava un fine settimana in qualunque delle grandi città del Veneto, centri commerciali, così come tantissime zone della Movida, delle città più grandi, erano veramente impressionantemente piene. Alcuni giovani che ho avuto modo di intervistare, no, erano in fila, hanno detto faccio il tampone così sono tranquilla di fare l'aperitivo, ma si può stare tranquilli, possiamo... Diciamo, cioè una volta che siamo... Se il tampone viene utilizzato per dimostrare che io ho osservato tutte le misure finora e mi siedo con un mio amico a prendere un aperitivo in un tavolino che sta correttamente a 1 metro di distanza dall'altro, sì, io sono convinta che si possa fare anche l'aperitivo. Quindi lo vedo come un modo per il giovane di dire controllo solo che finora ho fatto tutto bene. Certo, e invece le chiedo, in questa ora e mezza che siete qui, avete riscontrato dei positivi? Ci sono stati dei positivi? Non ho i ancora risultati visto. perché mi sto occupando di questa parte che dovrei andare a vedere, però mi avrebbero chiamato, quindi immagino che non ce ne siano stati perché ci avrei parlato io. Quindi. Comunque a nome di tutti quanti i cittadini, anche veneti, vi ringraziamo per il lavoro che state facendo. Grazie mille, buongiorno. Arrivederci.